Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana di Buongiorno 131 e do il buongiorno sia a Francesco, ciao Fra, ben trovato, Bonjour a tout le monde. e sia a Roberto, ciao Roby, ben trovato. Ciao ragazzi, piacere tornare dalle vostre parti la mattina. Piacere zitto Luvumbo. Esatto. Zitto lui. Io non ce l'ho, ho visto la tua tazza, io ho quella nostra. Ma quella ce l'ho Bella, solo io, ragazzi. Molto bella quella. La Quella vorrei. di Quella zitto, è una perla, eh. quella è una perla. Insomma. Ma possiamo farne fare altre personalizzate, ragazzi. Cioè, Ecco. quindi dite Anche quella di Tairi della Dinamo che mangia le crocchie. Insomma, Guarda, questi si personaggi può dello fare sport anche- hard. allora, faremo anche quella. Promesso. Adesso lo dico, guarda, lo dico subito. Ecco. Avviso subito. Avviso in diretta, Le fa. così. Bravo, esatto. Esatto, così. La prendiamo collega Antonio Olmeo quella cosa. Esatto, se no poi mi dimentico, cioè il discorso è sempre quello, io devo fare le cose subito perché oramai Ormai l'anzianità è l'anzianità 40 di- anni. Sarà sempre peggio, Fra, ti do questa notizia. Lo so. Sarà sempre Però vedo peggio. te, E chi quindi sta meglio di noi? Giovanni Porco da Sofia, beato lui. grande. Eccolo qua. Altro Diretto alle formazioni che sale, Luca Di presente. Leonardo dalla Marina, altro che. Esatto. altro che. Sono entrambi Secondo comunque in me. Bulgaria, sia la Marina che... In che modo, diciamo così. C'è un qualcosa di bulgaro anche qua. C'è della Tu, Bulgaria per anche esempio lì, tu. Saluti anche da Vienna, insomma, internazionali, ragazzi, alla grande siamo- direi. Siamo internazionali. Vedo che c'è già il nostro ospite, che Sì. anche lui porta un po' di esotico, anche se insomma definire Treviso esotica ci vuole coraggio, probabilmente. In alcune Da quel punto giornate di vista- magari. In alcune giornate vedremo, ma sicuramente è il re di Treviso da quando è arrivato, ovvero Gigi Scotto. Ciao Gigi, ben trovato. Buongiorno. Ciao Gigi. Possiamo Buongiorno, dire ciao. bello rivederti Gigi, anche se Certo. non dal vivo, però insomma. Un po' qui- lontano, è l'unico modo. Esatto. Come stiamo? Ciao, tutto bene, dai. Siamo lontani, ma siamo carichi per affrontare questa avventura, dai. Comunque, a 35 anni rimettersi in gioco non è facile, ecco. E direi che lo sta facendo alla grande. sta Robby. faticando Gigi a 35 anni. Infatti. 3 gare, 5 gol. Insomma, Gigi, un impatto importante a Treviso. Sì, dai, diciamo che fortunatamente per il momento l'età è una cosa relativa, quindi finché c'è ancora finché c'ho ambizioni e voglia ancora, posso fare qualcosina, dai. Ma in generale andare via da casa, perché di fatto dopo tanti anni a Sassari dovevi a casa tua, com'è stato? Anche a livello proprio di organizzazione di vita extracampo, no? Con la famiglia, i bambini e tutto, com'è? Dopo tu hai viaggiato nella tua carriera in tante città, Sì. però ritornare a farlo a 35 anni No, è stato innanzitutto inaspettato e poi comunque è difficile perché appunto comunque lasciare la famiglia perché non sono riuscito a seguirmi perché naturalmente mio figlio ha 10 anni, quindi ormai ha le sue amicizie, la sua squadra di calcio, i
suoi parenti vicine, quindi abbiamo preferito che rimanessero lì a Sassari. Ed è difficile, ti dico la verità, è difficile perché comunque è tutto nuovo, ecco. Ragazzi? No, è tutto nuovo, stiamo guardando, Gigi, le immagini dei tuoi primi gol appunto con la maglia del Treviso, tra l'altro piazza storica, club storico che ha fatto la Serie A, ha fatto la Serie B per tanti anni. C'è fame di tornare nei professionisti. Come ti stai trovando in questa realtà? Sì, vabbè, poi diciamo che quando le cose sono andate così, la mia scelta poi è stata fatta di andare in una piazza dove reputavo che avesse blasone e ambizione, ecco. Ho trovato un ambiente che comunque sia fa le cose fatte bene, ha voglia di arrivare nei professionisti. Non conoscevo bene questo girone, però comunque ho visto che ci sono tanti avversari di spessore con giocatori importanti, perché qua diciamo il Veneto è una regione dove il calcio è importante, ecco, per loro, e quindi cercano di fare squadre organizzate e dai, e sarà dura. Hai detto bene, uno dei gironi forse più equilibrati e più difficili, cioè di base in Serie D, i primi gironi, diciamo così, sono sempre quelli in cui c'è tanta bagarre, ci sono tante squadre, tante società che investono tanto, perché poi di fatto la verità è anche quella. Come sei stato il girone G tanti anni fa oramai, in giro per varie società, ultima delle quali tra l'altro la Torres. Che differenze noti anche a livello sostanziale magari appunto tra l'altro il girone dove sei adesso e quello che hai fatto quando eri un po' più giovane? Beh, allora, diciamo che io quando avevo fatto il girone G con la Torres, secondo me eravamo veramente una squadra fortissima. Onestamente avevamo qualcosa in più degli altri sicuramente. E con noi c'era anche Giuliano, che comunque aveva allestito una squadra importantissima. Ecco. Qua secondo me a livello economico non c'è una che può spendere di più di meno, perché bene o male tutte hanno una grossa forza per poter dare risorse al calcio, ecco. E quindi tutti quanti spendono per cercare di arrivare alla Serie C, e quindi è molto più equilibrato, ecco. Non c'è una regina in questo girone. Ecco, sto cercando di aprire anche la pagina appunto, con le squadre per dare anche un'idea a chi ci sta guardando, perché insomma poi effettivamente quello che diciamo noi chiaramente ha un peso, però poi quando vai a vedere le squadre ti rendi conto immediatamente anche dell'importanza, no? Appunto Mestre, Chioggia, Legnago appena retrocesso dalla Lega Pro, Luparense, Bassano, che per anni, ricordiamo, era la squadra del proprietario della Diesel, che poi ha preso il Vicenza. Insomma, davvero Portogruaro, che io ricordo anche in Serie B diversi anni fa, sicuramente alza, ecco, il livello della competizione. Il discorso che hai detto tu prima, no? A 35 anni andare a fare la differenza al Treviso, cioè quanti l'avrebbero fatto onestamente al posto tuo, Gigi? No, non lo so perché comunque, dai, diciamo che io vivo questo sport con passione, lo vivo sempre con ambizione, ecco, è quello che mi ha portato, secondo me, ad andare avanti, ecco, quindi io voglio divertirmi, voglio cercare sempre qualcuno che abbia ambizioni come lo è stato il Treviso. Non è stato facile, ripeto, è stata una bella botta andare via, perché comunque non è stato facile, però mi sto vivendo questa situazione al 100%. Hai Luca? detto non è stato facile, no, è giusto una così, non è stato facile anche perché ovviamente la Torres ha fatto una rivoluzione importante quest'estate, sono stati via in tanti, non solo Gigi Scotto, ma tanti dei veterani della passata stagione o dei giocatori magari più importanti dell'ultima stagione.
Quanto è difficile un processo così, chi lo vive anche da dentro come per te, un leader, no? Comunque attaccato alla città, vivere questi momenti di transizione dopo che avete fatto comunque delle stagioni importantissime come il secondo, terzo posto negli ultimi 2 anni? Ma ti dico, ripeto, è stata una cosa inaspettata onestamente, perché non mi aspettavo di questa rivoluzione, ecco. Dispiace perché comunque lasciare poi una situazione dopo comunque un finale amaro fa male, perché comunque poi io penso sempre che quando poi ci sono delle situazioni negative poi possono sempre tramutarsi in situazioni positive. Secondo me avevamo un blocco importantissimo per poter ancora far bene, poi ognuno prende le sue decisioni, ognuno crede quello che, cioè, fa quello che crede giusto. Ho accettato questa situazione con rammarico, io rimango sempre il primo tifoso della Torres. Quello che mi ha fatto veramente piacere poi è aver ricevuto tanti attestati di stima dai miei compagni di squadra, da tante persone del mondo Torres, e quindi poi questo è quello che rimane nel calcio. Vai Luca, scusami, ti ho interrotto. Luigi, io ti chiedo, hai parlato appunto di questo passaggio al Treviso, ma hai iniziato benissimo, 5 gol nelle prime 3 partite, e allora ti chiedo qual è l'obiettivo sia del Treviso e sia anche il tuo obiettivo, perché è vero, sei sceso di categoria, però un bomber vive sempre per il gol, quindi ti chiedo qual è anche il tuo obiettivo personale questa stagione. Ma guarda, ti dico, non ho obiettivi personali, posso solo dirti che sembra paradossale, ma scendendo di categoria sto trovando veramente tante difficoltà, perché non so, è più difficile, perché comunque naturalmente è un livello cioè c'è un livello tecnico un po' inferiore alla Serie C, e quindi veramente a volte non riesci a essere al centro del gioco, devi veramente focalizzarti su quei pochi palloni che magari tocchi a farli diventare oro, ecco, diciamola così. E quindi io obiettivi personali non li ho messi, sto giocando più vicino alla porta sicuramente, perché comunque il mister mi richiede questo, e niente, per il momento mi sto divertendo, quindi non mi metto obiettivi. Sicuramente io sono venuto qua per vincere, perché se no non venivo qua a Treviso, questo è sicuro. Non sono venuto a 35 anni per svernare o rubare tra virgolette i soldi, anche perché avevo situazioni molto più accomodanti vicino a casa, con piazze magari meno blasonate, però ripeto, io cercavo ancora un po' di ambizioni, ecco. Sì, e tra l'altro Gigi, da quando sei andato a Treviso ora sei tornato in qualche modo nella rubrica Sardi on the Road, c'è sempre il tuo nome nel titolo, perché appunto finora hai sempre segnato, quindi è sempre cioè, quando facciamo il titolo di Sardi on the Road si parte da Scotto, poi vediamo il resto, cioè, vediamo Speriamo Siamo bene, tornati dai. indietro qualche anno con la macchina del tempo. No, tra l'altro gol neanche banali, perché l'ultimo l'hai fatto su punizione, poi te l'ha ribattuta la barriera, l'hai rimessa in porta. Tra l'altro bella anche la dedica per tuo cugino, famosissimo in città, Alessio, che salutiamo anche noi, mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia, scomparso prematuramente qualche giorno fa. Non dovevi neanche giocare, lo hai detto a fine partita, perché in teoria sei subentrato, non stavi benissimo, giusto? No, ti dico la verità, sono un mese un po' che mi trascino, perché avevo preso una botta lì dove avevo avuto l'infortunio lo scorso anno, e andandoci sopra, perché naturalmente non riesco a star fermo, ecco, andandoci sopra ho un po' peggiorato le cose, quindi diciamo che domenica non dovevo essere della partita, anche perché avevo avuto una settimana difficile, però poi io credo che il destino esista, e quindi doveva andare così, e sono contento di come è andata. Assolutamente sì. Bella che la dedica. Bellissimo il gol che avevi fatto nel giorno della tripletta, l'ultimo al volo. A Sassari un po' qualche gol così te l'abbiamo già visto fare, però comunque sia a Treviso si devono ancora abituare. Però Gigi mi hai parlato della difficoltà del girone G, scusami, del tuo girone in Veneto. Io ti faccio una battuta. Ha segnato anche Federico Gianola, il livello si è abbassato rispetto. Sto scherzando. Salutiamo Federico che è stato nostro ospite tante volte in trasmissione. No, ti dico, Come ti ho stai trovando ritrovato. con i compagni in generale? Allora, onestamente, quando io sono arrivato qua,
ci ho messo un po' a farmi conoscere, perché comunque il mio carattere è quello, ecco. Certo. E quindi devi conoscermi bene per capire che persona sono. Poi fortunatamente mi sto divertendo anche con loro, loro mi stimano, avere tanti ragazzi giovani in squadra comunque ti fa diventare molto vecchio, ma allo stesso tempo ti fa diventare anche un maestro per loro, ecco. Quindi devi cercare di dare consigli giusti, fargli vedere le cose e ogni tanto comunque sia vivermeli. Quindi io esco con ragazzi che hanno 18 anni e comunque è una bella cosa, dai, una bella cosa, perché comunque io sono, alla fine sono questo, mi piace vivermi tutte le situazioni e quindi me la sto vivendo alla grande. Prima hai detto, ovviamente, e lo sappiamo, che resterai uno dei primi tifosi in assoluto della Torres. Non voglio entrare troppo nello specifico, perché poi tu sei ancora un Sì, giocatore della Torres perché sei in prestito a Treviso, e sì. però quando uno non gioca per quella squadra non è neanche giusto entrare troppo nello specifico. Però ti aspettavi un inizio così difficile dopo tanta rivoluzione per i tuoi ex compagni? Ma onestamente no, nel senso che secondo me il girone B un po' come livello si è abbassato, ecco. Io credo Vero. che negli ultimi 2 anni abbiamo visto un livello di Serie C molto alto, soprattutto eh, nel nostro, nel nostro girone, ecco, tutte le nobili decadute le mettevano da noi. Io penso che la Torres l'ho vista giocare, la vedo sempre, a parte queste 2 partite che purtroppo eravamo in concomitanza. Io penso che la Torres sia una squadra forte, che comunque ogni volta che c'è una rivoluzione, all'inizio le cose magari non sono così, non arrivano subito, però io penso che la Torres sia una squadra giovane, sì, perché stanno giocando 3 under in campo, però 3 under con presenza in Serie C. E poi secondo me c'ha dei giocatori vecchi che rimangono sempre più forti in questa categoria, a mio avviso. Eh sì, assolutamente, comunque c'è qualità. Invece ti volevo chiedere quanto ti dispiace di come un po' la scorsa stagione, per come è finita, no? Con la brutta uscita nei playoff con l'Atalanta, ha un po' cancellato anche a livello di memoria, forse più nell'ambiente, nella piazza, che non in voi che l'avete costruito quei risultati. Comunque un risultato storico per la Torre, secondo e terzo posto, essere offuscati da una partita fondamentalmente e comunque vivere, no? Delle settimane più difficili rispetto a quello che si è fatto. Quanto ti è dispiaciuto in generale? A me è dispiaciuto tantissimo, perché comunque cioè, io avevo un obiettivo, no? E secondo me abbiamo fatto 2 anni, 3 anni delle cose straordinarie, perché comunque arrivare a quei livelli, avendo un budget comunque sia diverso da tutte le altre squadre, secondo me è stato qualcosa di incredibile, perché noi portavamo un blocco dalla Serie D e siamo arrivati ai massimi livelli della Serie C, riuscendo a competere con squadre come Cesena, come Ternana, cioè stiamo competendo veramente con squadre fortissime. Purtroppo quella partita rimarrà una ferita che è aperta per tutta la vita, però poi il vero rammarico poi più grande è non essere riusciti comunque a far dimenticare quella partita, ecco. Questo è il vero rammarico più grande. A voi ragazzi. No, vabbè, è chiaro che insomma mi trovi assolutamente d'accordo, Gigi, con quello che è la tua analisi e anche quello che anche diceva Roby, soprattutto, cioè poi lo sai, io vivo distaccato rispetto magari anche a Roberto certe situazioni, stando a Cagliari, però vi seguiamo, abbiamo sempre seguito la Torres fin dai tempi della Serie D, e anche quando i tempi della Serie D non erano sicuramente tempi di vacche e grasse, va detto, però io credo che analizzando il tutto in maniera super parte sia impossibile poi dare un'accezione negativa a quello che è stato il vostro cammino graduale anno per anno, perché io ricordo ovviamente anche l'anno della salvezza, insomma, Greco, Sottili Greco, tanto per Sì, sì. capirci, e anche lì insomma, sembrava che veramente dovesse essere tutto scontato, dovesse essere tutto quasi, tra virgolette, passami il termine, regalato soltanto perché eravate la Torres, e quindi in quanto Torres, allora per forza la piazza deve essere sempre felice e quant'altro. In realtà io credo che il vostro percorso abbia testimoniato la crescita di un percorso che chiaramente, percorso sportivo, intendo a livello di società, di squadra, Sì, di sì. gruppo, che aveva bisogno anche delle cadute, perché quando ti devi strutturare, quando devi crescere,
insomma, è come un bambino, è come la crescita di un bambino. Ed effettivamente, ripeto, da analista in qualche modo della situazione, come si è chiusa la stagione scorsa, anche a me insomma, è dispiaciuto, perché chiaramente insomma, ci sono anche a livello proprio di piazza, si poteva gestire, ecco, in maniera forse migliore, ecco. Utilizziamo questa sorta di eufemismo. Però ecco, guardiamo al futuro, perché chiaramente bisogna anche guardare avanti. Come vedi in generale anche la crescita dei tanti giovani che la Torre sta continuando a inserire già da quando c'eri tu, fondamentalmente, perché alcuni sono arrivati davvero ragazzini e poi stanno continuando a giocare, penso, anzi, meglio non fare nomi, però nel senso, Sì. effettivamente stanno continuando a crescere. Allora, ti dico, come posso spiegarlo? Allora, io non credo molto nella cosa dei giovani, io credo che ci siano i giocatori forti, al di là dell'età, ok? Poi è normale che tu sei etichettato, arrivi a una certa età e sei etichettato. Però se poi noi guardiamo veramente i giocatori forti che possono reggere le pressioni di Sassari, sono pochi, ecco. Questi ragazzi comunque, la squadra si è ringiovanita, hanno preso tanti comunque sia giovani interessanti, che comunque devono mettersi in mostra e devono iniziare a giocare con pressioni, a giocare per qualcosa di importante, e non è facile perché comunque poi noi l'abbiamo vissuta, tanti di noi l'hanno vissuta a casa propria, e quindi comunque sia per loro sarà un grande percorso. Per la Torres sarà una cosa nuova, perché comunque in questo momento sicuramente gli obiettivi credo che siano di un piazzamento di playoff, ma non sono ambiziosi in questo momento, ecco. Sono di ricostruzione, non so, chiamiamola come vogliamo, e quindi ha preso tanti giovani che secondo me sono interessanti, perché comunque io 10 giorni mi sono allenato con loro, ho visto che c'erano tanti giovani interessanti e spero che possano far bene, perché Sassari può essere per loro un bel trampolino di lancio, ecco. Luca, non so se tu hai altre domande, perché io ne ho un'altra sul Treviso poi, eventualmente. Io ero legato sempre al Treviso, al parallelismo tra Treviso e Sassari a livello proprio di pressione, che tu hai parlato, a Sassari comunque hai delle pressioni, devi fare comunque, devi lavorare in una certa maniera, devi essere ambizioso, e a Treviso invece com'è l'ambiente? Più Ma tranquillo? rispetto a Sassari, a Treviso mi sto rilassando. Perché ti dico, è stata veramente dura, 4 anni lì, ci ho messo veramente una passione, guarda, ero focalizzato su quello e era diventato una malattia per me, ecco, che lo sarà sempre, però io dovevo essere a disposizione di tutti. Quando iniziava il primo giorno del ritiro, io ho fatto il capitano, ma non perché avevo la fascia al braccio, perché quella lì è relativa, l'ho fatto perché veramente mi sentivo di tramandare la passione che avevo per la Torres, di vivere una situazione con i miei compagni importante, e comunque sia avevo un sogno che non sono riuscito a ottenere, ecco, che spero di vedere nel futuro. Mentre comunque a Treviso è una piazza con sicuramente ambizioni, perché comunque c'è tanta gente che qua vuole che si ritorni al professionismo, e diciamo in me hanno visto una persona che comunque ha quella voglia, quindi dai, per ora ci stiamo trovando bene. E tra l'altro, Gigi, siete in un paio di giocatori con una bella esperienza a livello di calcio professionistico, perché stavamo Sì. guardando, insomma, tu, Gucker, Fedato, insomma, Petrovic, sì. Canola, no, Petrovic che è arrivato alla Serie B, cioè nel senso, non è una squadra banale, non è una rosa banale quella del Treviso. No, allora, tipo, non è una rosa banale, ma lo sai che io sono onesto, al momento non siamo la squadra per vincere il campionato. In questo momento bisogna veramente fare uno step in più, perché per arrivare lì bisogna produrre tanto gioco, bisogna essere una squadra matura, e quindi ancora c'è da fare, però sicuramente i presupposti ci sono, però al momento siamo una buona squadra, ecco, non siamo uno squadrone.
Gigi, io ti faccio una domanda su anche un tuo ex compagno, no? Tra l'altro anche compagno di reparto, come Manuel Fischnaller, avete fatto un percorso insieme legatissimi a Sassari, è andato via anche lui non sta faticando a reinventarsi perché a Trapani, giustamente da giocatore di categoria qual è, sta facendo subito molto bene. Non so se comunque continui a sentire anche gli ex compagni quotidianamente o meno. Certo, ieri è nato il figlio da Sì. buon trapanino d'oca adesso, quindi ci siamo fatti grosse risate, ecco. No, ci sentiamo sempre con tutti. Va bene, va bene. Va bene, ragazzi, direi che possiamo anche salutare Gigi. No, scusa, ti ho interrotto, Gigi. Grazie. No, Non so cosa no, stavi dicendo. Ah, ok, ok. no, sto dicendo, come dici tu, che sta andando alla grande. Sì, beh, a Trapani sta facendo la differenza, come ci immaginavamo poi, ovviamente. Esatto. Va bene, Gigi. Allora, grazie intanto di essere stato con noi, grazie anche al Treviso della disponibilità. Vale per te quello che diciamo sempre, anche per te, cioè ci risentiamo. Tanto la stagione è lunga, quindi se avrai Va bene. piacere di tornare anche per insomma, commentare e festeggiare qualche altro gol clamoroso, non lo so, cosa ci abbiamo adesso nel menù? Lo scorpione, la rovesciata. Vediamo. La spalletta, non lo so, se la spalletta tipo calcio tedesco. Dai. Come giocava al monte davanti ai palazzoni lì del parco, la spalletta. Va bene, grazie davvero a Gigi Scotto, grazie. ci vediamo presto Gigi. Ciao, Gigi. Grazie, un Grazie. abbraccio e buona giornata e buona mattinata anche al nostro amico, grande amico Gigi Scotto. Ragazzi, proseguiamo questa bella mattinata. Robby, so che tu ci lasci a malincuore. impegni, però dai, è stato bello anche ritrovare Gigi perché insomma sta facendo veramente un inizio di stagione clamoroso e direi che insomma ha dato anche diversi titoli come diciamo sempre, no? Quindi proprietà con la Ibra di base Gigi è sempre uno che non si punge la lingua, ma c'erano anche pochi dubbi nell'inizio importante a Treviso, perché comunque in Serie D credo che sia un lusso per la categoria e ce lo aspettavamo. Esatto, ho letto prima un commento a uno dei suoi gol lì su Instagram, al video dei gol su Instagram, che diceva è forte questo qui, eh? Beh, insomma, diciamo che tendenzialmente Se la cava. si se la sapeva, gioca. ecco, diciamo così. Ma poi parliamo di uno, Robby, ti ricordi quando abbiamo fatto il torneo delle stelle a Ossi con Giacomo De Martis, che ci teneva a vincere anche quel torneino, insomma, che ovviamente era fatto per amici, tra amici, no, lui però doveva vincere assolutamente, quindi poi quello dimostra anche davvero la fame e la genuinità di una bella persona come Gigi Scotto. Va bene, Robby, ci sentiamo in questi giorni, Robby. ragazzi, un abbraccio grande. Buona giornata e grazie. Ciao. È sempre bello essere tanti, essere in cricca. Lucone, abbiamo parlato di Serie D, Torres, Sardi on the road con Gigi Scotto. Ora ci spostiamo sul Cagliari per questa seconda parte. Oggi puntata lunga, puntata ricca, insomma, perché adesso entra dice Gigi non vuole perdere neanche a biliardino, ma quella è la, ma è così, è quella se è l'indole. Esatto, c'è poco da fare. quello Se che non è bomber ti porta poi a essere così anche appunto a 35 anni, anche dopo infortuni gravi come quelli che ha avuto Gigi, e che probabilmente senza la forza di volontà di una persona come Gigi, per tanti altri coetanei avrebbe significato smettere di giocare, comunque smettere di giocare ad alti livelli. Invece Gigi è tornato a fare la differenza in Serie C, pertanto poi vabbè, io ho sempre detto che uno come Scotto la Serie D la fa non in pantofole, cioè proprio ridendo. Anche peggio, cioè con le pantofole con i peli, presente, pelose, per dimostrare ancora di più la sua superiorità, però è giusto comunque anche ricordare anche le difficoltà di un campionato come la Serie D. Il girone C, ripeto, quello veneto fondamentalmente è un girone Ci veramente... sono anche nobili decadute. Io mi ricordo Portogruaro, me lo ricorderò sempre perché c'era stato un meme che c'era un tifoso in trasferta, il famoso tifoso del Portogruaro in trasferta, che era andato un po' ovunque, non so quanti chilometri avesse fatto, comunque era in profondo sud, e quindi c'era stato questo meme. Da lì mi ricordo il Portogruaro, che la verità non sapevo fosse in Serie D.
L'avevo Sì, perso sì, negli ultimi sì, anni. sì, 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 no, ma tra l'altro aggiungo anche il girone C, praticamente sono tutte squadre venete, che è anche un unicum, perché poi alla fine tutti gli altri gironi sono misti, Misti. anche il girone A e il girone B fondamentalmente si mischia tra Piemonte, Lombardia, Liguria, il girone B, Lombardia, insomma, tendenzialmente, ecco, questo dà anche la misura del peso di questo girone e anche della difficoltà dell'avventura appunto, di Gigi Scotto in un Treviso che, come ha detto lui, non siamo la squadra da battere, però vista la rosa sicuramente comunque continua a essere una squadra di grande livello. E siamo in attesa, a breve si collegherà Ivan Paone, primo ritorno a Pogliano Esatto. 131, no? Beh, siamo Per già, parlare di questa è sesta Cagliari. settimana, attenzione, quindi Esatto, esatto. siamo 2 mesi Quindi di... Ci già si sta. gira e insomma, però è bello perché abbiamo già previsto per questa settimana un Un bel bel parterre, palinsesto. Non che le altre certo. settimane non lo fossero, però secondo me questa settimana ci divertiremo tanto e iniziamo anche quindi a parlare di Cagliari, Luca, Eh sì, perché? perché senza spoilerare troppo, perché poi stasera ricordiamo alle 18:15 c'è Cagliari Social Arena, già prevista la scaletta, già previsti gli ospiti che li possiamo ricordare. Allora, sono Stefano Ambu della Nuova, Giancarlo Di Gennaro di Salotto Rosso Blu e poi ci sarà Matt Lecelso in collegamento. In Quindi abbiamo collegamento questi tre ospiti, video. io e Daniele ovviamente alla conduzione. Esatto, per la seconda puntata, quindi a parlare tanto a freddo, perché noi diciamo sempre che Cagliari Social era il commento a freddo, però Già dimenticata, da sarà lunedì a venerdì il è pre di passata Cagliari Frosinone Coppa una Italia. settimana praticamente, ma in realtà appunto sarà una sorta di vigilia di Cagliari Esatto. Frosinone, visto che non faremo la trasmissione canonica sulla vigilia. Cioè, ci sono tanti temi da affrontare, sicuramente alcuni che arrivano da Lecce, dal post Lecce. Il primo ovviamente, no, questo inizio impattante, mi viene da dire, del Cagliari in questa Serie A, Luca, uno dei cartelli dice non si era mai partiti nell'era dei Dei 3 tre punti punti. bene come in questa stagione. 7 punti in 4 partite che va a superare anche i 3 precedenti con Rigoni, Bisoli e chi era l'altro? E Ficadenti. Ficadenti. E quindi un Cagliari che comunque, ricordiamo, Fra, ha anche vinto, viene a 2 vittorie consecutive, ma 2 scontri diretti vinti, che non sono banali, in casa contro il Parma e a Lecce, che comunque non è mai così scontato andare a vincere a Lecce. Noi ce lo ricordavamo dallo scorso anno, quella sconfitta 1-0, l'infortunio di Prati, una partita, possiamo dire, maledetta, che però venerdì a un certo punto hai avuto quasi la paura di rivedere quella partita, perché il Cagliari tirava Falcone, vabbè, sempre migliore in campo, questo non c'è alcun dubbio. Per una volta Caprile diciamo che ha fatto quasi da spettatore, perché le sue parate le ha fatte, però secondo me il titolo è il ritorno del Gallo, il ritorno al gol da parte di Andrea Belotti, e facendo anche un parallelo con Gigi Scotto, quello che comunque vale per Gigi Scotto per il discorso relativo al Treviso, cioè un bomber che comunque si mette sempre in discussione, l'ha detto lui stesso. Io ho accettato Treviso, mi sono rimesso in discussione. Ecco, il Gallo Belotti si è rimesso in discussione, ha voluto fortemente Cagliari. E sai, avere comunque un giocatore così di esperienza non fa mai male, Fra. Anzi, Assolutamente serve sì. anche d'aiuto agli altri giovani e a capire un po'. Insomma, l'abbiamo già parlato. Uno spogliatoio importante quello del Cagliari questa stagione. Eh sì, assolutamente. Tanti leader, insomma, Eccolo, Matt. lo si è Grande. visto anche a Lecce, chiaramente con tanti giocatori di spessore. La scelta di Mina che concede il rigore a Belotti, insomma, va in quella direzione, cioè come tutto, insomma, abbiamo detto in passato chi sarà il rigorista, teoricamente era Mina, anche se poi ha fatto una cosa che mi ha ricordato in qualche modo quello che è successo a Bologna poi, cioè o meglio, quello che è successo a Bologna sabato. Non so se avete letto le parole di Castro che diceva: sono andato io sul dischetto per togliere la pressione a Orsolini, poi quando la situazione si è definita ha dato il rigore e lui è andato a battere
insomma, forse era anche quello, no? Cioè, tendenzialmente togliere la pressione a un giocatore che comunque in carriera ha avuto le sue difficoltà con i calci di rigore, come Belotti. Infatti poi anche la trasformazione non è stata totalmente impeccabile, però insomma, è andata dentro, è andata bene. Esatto. Meno male che non è successo fra quello che è successo lo scorso anno, sempre a Lecce, tra Toven e Luca, se ricordi quel rigore che poi alla fine Luca venne addirittura sostituito da Runjaic perché comunque voleva assolutamente segnare. Qui invece è stato molto più normale, molto più, posso anche dire, io non sono così sicuro che sia Mine il primo rigorista, io ho sempre questo dubbio. Io penso che, mia idea, attenzione, non ho nessuna notizia nel dettaglio, che Mina intanto si prende la palla, poi vediamo che succede. Intanto tiene lui e nessuno gli ronza intorno. Se noti, quando Mina ha la palla, nessun avversario si avvicina. E secondo me è anche una sorta di protezione, per come la vedo io. Vedremo effettivamente. Speriamo che ci siano tanti altri rigori, insomma, da capire esattamente. Per capire un po' la situazione. Allora, ci ha raggiunto un altro degli ospiti di questa mattina, ovvero l'autore di questo libro, Le cose perdute nel calcio. Se vedete, queste cose sono gli appunti che ho preso perché sabato sera era ospite al Festival di Letteratura Sportiva Mensana a Bono, organizzato al Comune di Bono insieme all'Associazione Libero, ovvero Nicola Calzaretta, scrittore, giornalista, avvocato, peraltro, e abbiamo fatto anche la battuta su questo. Ciao Nicola, benvenuto a Buongiorno 131. Buongiorno a voi. Sempre meno voce, Francesco, buongiorno. Questo è l'aneddoto, perché sabato sera appunto già sul palco, propoli, acqua e tutto, però non ha aiutato troppo. Nicola, allora, per i pochi che non lo conoscono, insomma, ha scritto diversi libri. Questo è il libro che abbiamo di fatto presentato, Luca, sabato sera a Bono. Lo sfoglio ancora con piacere perché Le cose perdute del calcio, un viaggio nel tempo, un gioco della memoria, per vedere l'effetto che fa, il sottotitolo, perché all'interno di questo libro ci sono diversi capitoli sulle cose che il calcio ha perso, in qualche modo, i valori, diciamo così, alcuni che sono stati anche persi perché si sono evoluti in qualche modo, dal primo capitolo della maglia scura del portiere con l'aneddoto su Dino Zoff, fino ai ruoli del calcio, fino ai numeri di maglia, fino alle ghette, quindi calzettoni, no? Quelli che abbiamo conosciuto noi anzianotti, diciamo così. Ecco, quindi ti chiedo molto rapidamente una presentazione di questo tuo ultimo libro, che io l'ho letto e non solo per dovere ma per assoluto piacere. Vi assicuro che merita di essere letto. Allora, hai già detto molte cose, quindi io sarò brevissimo. È un libro che immodestamente mi è venuto bene perché no, vabbè, come abbiamo detto l'altra sera, a questa manifestazione, peraltro molto carina, molto bella, molto sentita. È un libro che raccoglie anche una bella fetta di attività giornalistica, soprattutto appunto alla ricerca di quello che è stato un po' il calcio di una volta. Quindi diciamo che, scusate, telefonata in corso. Succede. Hai detto il bello della diretta. Ho detto prima, lui mi ha presentato come avvocato e chiaramente ci sono già le telefonate, quelle di lavoro, quindi scusate tanto. No, stavo dicendo semplicemente questo, appunto è un libro che nasce da questa storia mia personale, ovviamente di lavoro, di professione, che quindi mi ha portato a incontrare molti ex calciatori, molti personaggi che hanno scritto realmente la storia del calcio italiano e non solo. E quindi è un libro molto che mi assomiglia molto, e per questo dicevo è un libro che credo immodestamente di aver fatto bene. Credo di aver usato un linguaggio e uno stile narrativo anche piuttosto leggero e un po', insomma, che anche quello un po' mi assomiglia, perché insomma non mi sono così risparmiato qualche frecciatina e qualche battuta, anche perché insomma poi alla fine credo che il non prendersi troppo sul serio, a parte gli scherzi, appunto, sia comunque sempre un po' un'arma vincente.
niente, è un libro che ho pensato, così chiudo anche questo, che potesse essere letto anche dai cosiddetti millennial, perché alcune cose, alcune realtà che oggi sono consolidate, faccio un esempio solo le sostituzioni, oggi siamo arrivati a 5, non sono sempre esistite, sono arrivate ad un certo punto, peraltro è una storia molto, cioè un inizio, un esordio molto ritardato rispetto a quando il calcio è nato. Quindi niente, questo è un po' la sintesi di questa fatica, come dicono i critici, fatica letteraria. Non siamo da soli però, caro Nicola e caro Luca, perché ci ha raggiunto anche Ivan Paone, che adesso io non voglio dire Ivan, perché poi tu ti incazzi se dico certe cose, però mi piace il fatto che ci sia anche tu presente stamattina a parlare con Nicola del calcio che è un po' cambiato. Non per altro, perché tu sei uno di quelli che ha vissuto anche un giornalismo diverso rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, e hai visto anche tutta la transizione. Buongiorno Ivan, intanto. Ciao, buongiorno a tutti. Guarda, io resto in Ciao. trasmissione solo perché per rispetto a te, perché mi hai detto del vecchio. Non è vero! Come cazzo non è vero? È vero, sì. Allora, guarda, oggi c'è anche l'avvocato. Tu che hai visto il nel caso, calcio che di mi può un'altra difendere, epoca. quindi. Insomma. Querela in diretta. attenzione. Comunque sì, guarda, io venendo qui in attesa del collegamento, mi è tornato in mente Mazzone. Allenatore inizia anni 90 del Cagliari, lo ricorderete tutti, e io ricordo che allora si giocava solo la domenica, il giovedì il Cagliari faceva la partitella nei campi di provincia con squadrette di seconda, prima categoria eccetera, e si svolgeva così. Primo tempo Mazzone provava la formazione della domenica, quindi nessun dubbio su chi avrebbe giocato. Dopo l'intervallo noi giornalisti ci sedevamo in panchina con Mazzone e si chiacchierava dell'impegno della prossima, della domenica successiva, dei giocatori, eccetera. Insomma, veniva fuori un pezzo poi che non era il racconto di una stupida partita contro una squadra di prima categoria, ma con tutto il colore, le battute che Mazzoni ci regalava. Ecco, questo stiamo parlando di anni luce di differenza da quello che accade oggi, insomma. Io ho molta nostalgia di quei tempi, e il calcio era migliore, il calcio era più divertente. Pensate che il Cagliari vinceva lo stesso anche se si sapeva la formazione in anticipo, adesso sembrano segreti di Stato, in realtà poi si vinceva lo stesso, con Mazzone è andato in Coppa UEFA. Quindi il miglior Cagliari di tutti i tempi, tranne naturalmente quello dei tempi dello scudetto, è stato quando Mazzoni ci diceva la formazione. E questo, insomma, siccome Per dire, che ora sono cambiati un po' i tempi. Nicola, torno da te anche perché so che non hai tantissimo tempo, perché appunto... Sì, scusa Francesco, solo una cosa, io ho il volume vostro molto basso, è sicuramente colpa mia, quindi parla più forte. Perfetto, va bene, mi senti meglio adesso? Vai. Così va meglio. No, dicevo Nicola, anche in base a quello che diceva adesso Ivan, che ha dato un assist perfetto, uno dei capitoli anche del tuo libro è quello, insomma, il penultimo capitolo, il passaggio di fatto generazionale anche del racconto del calcio, cioè dalla radiolina alla TV di oggi, in cui sabato sera dicevamo ogni secondo di racconto oramai è diventato oro, nel senso che ci sono pacchetti che vendono, cioè vengono venuti pacchetti sul video dentro gli spogliatoi, le flash tra primo e secondo tempo, insomma è cambiato tanto il calcio dal periodo in cui finisce la partita e Galeazzi entra a intervistare, che so, Tavio Bianchi, per dire: Bianchi, avete vinto lo scudetto, e si prende le secchiate di acqua, di festeggiamenti. Ecco, cerchiamo di raccontare anche un po' quel passaggio, cioè dalla radiolina, la Rai che comprava i diritti per non far vedere le partite, perché secondo me è un tema abbastanza interessante questo. Sì, no, è un tema che appunto, diciamo, ci riguarda un po' noi tutti, al di là poi delle specifiche mansioni. Io non sono, come ti dicevo l'altra sera, era una battuta ovviamente, un giornalista puro, nel senso che non ho mai fatto cronaca, non sono stato nelle redazioni, ho più un taglio, diciamo, di fra virgolette di narratore, se vogliamo usare una parola anche italiana, perché poi alla fine anche sto inglesismo ci ha un po' scocciato, almeno a me. Sì, no, quello che si diceva un po' l'altra sera è che
diciamo c'era un po' questo paradosso, no? Di una Rai che deteneva un monopolio per non far vedere nulla, e all'inizio anche per non far ascoltare, perché forse non tutti se lo ricordano, ma tutto il calcio minuto per minuto fino a metà anni 70 iniziava con i collegamenti dai campi in diretta nel secondo tempo, e dei primi 45 minuti non si conosceva veramente niente, a parte coloro che erano presenti allo stadio. Quindi questo, come si diceva, come scrivo, ha indubbiamente un lato, fra virgolette, negativo, che è stato quello di un racconto inesistente. Addirittura la televisione, come insomma i più attempati ricorderanno, mandava a un certo punto indifferita un tempo della partita di Serie A, di una partita di Serie A, quindi indifferita quando a quel punto il risultato già si conosceva, però era anche un modo per poter avere magari un'inquadratura più vicina del difensore. Qui ci sono dei turisti che passano, ma li accogliamo lo stesso. Perché qui allora, ad Alghero stanotte è diluviato, lo sappiamo. Aspettate, telefonate. E allora adesso, siccome è spuntato il sole, arrivano tutti. Io mi ero messo qua tranquillo. Comunque torniamo a noi, perché in questa poca offerta voluta, perché poi alla fine dei conti il principio, specialmente della televisione, era quella di dar poco perché si andasse allo stadio. Oggi ovviamente il procedimento e il sistema è totalmente ribaltato, però dicevo, quello che ha consentito a noi, io sono un 1969, ai bambini di quell'epoca, è stato quello di sedimentare il ricordo, anche perché gli avvenimenti sportivi erano diluiti nel tempo, e poi di lavorare di fantasia, quindi immaginandosi l'azione del gol, andandola a ripetere magari nel campetto sotto casa con gli amici appena finite le partite, che vabbè, c'era appunto sempre la liturgia della domenica con tutti gli incontri alla stessa ora, in contemporanea, eccetera, eccetera. Chiaro, oggi c'è un'offerta che trabocca dal punto di vista appunto di quantità, ma traboccano anche le parole, soprattutto nelle telecronache, e quello lo dice anche Aldo Grasso, che non è proprio, no, che insomma di televisione ne capisce e ne conosce i meccanismi. Francamente per me è molto stancante, stomachevole, anche perché poi ci danno una massa di dati, alcuni dei quali non so a cosa servano, ma poi soprattutto non ci ricordiamo nulla di quello che viene detto. Però è così, e il prodotto è questo. Evidentemente ci sono degli studi, no, di marketing o quant'altro che giustificano queste scelte editoriali. Nicola, nel salutarti ti chiedo la cosa più brutta che si chiede, secondo me, a uno scrittore di libri, ovvero perché dovrebbero comprare questo libro, ovvero Le cose perdute del calcio, ma non soltanto, perché poi tu mi hai omaggiato anche dell'altro libro, degli altri libri che non sono riuscito a trovare, va detto, cioè La ricerca del calcio perduto 1 e 2, che sono la raccolta delle tue interviste pubblicate sul Guerin Sportivo dal 2010 al 2016. Perché dovremmo comprare questo libro? Allora, scusa Francesco. Oltre che sei simpaticissimo e tutte queste cose qua, però dico, cioè, per chi non ti conoscesse come me. Ma allora, i libri secondo me hanno sempre un qualcosa in più rispetto a diciamo qualcosa di diverso, più che di più, rispetto alle immagini o a un racconto radiofonico, che rimane comunque un bel racconto. Questo ci tengo, nella mia opinione. Mi è capitato spesso negli ultimi tempi di ascoltare molte partite alla radio, quindi questo è. I libri, ripeto, secondo me danno qualcosa di diverso, danno delle sfumature, c'è il tempo di poter scrivere appunto di alcune cose che in televisione o addirittura alla radio non vengono percepite, non vengono date. Ci sono ricordi, ci sono racconti di protagonisti, perché tanto lo sappiamo tutti, diceva bene prima chi è intervenuto, un conto era andare nello spogliatoio, parlare direttamente col protagonista, allenatore o giocatore che fosse, perché le incursioni di Galeazzi erano nello spogliatoio quando si faceva festa vera, non a favore di telecamere. Quindi questo è, e avere questa possibilità quindi di poter divulgare anche pensieri, ma soprattutto emozioni, ricordi, secondo me è molto importante, soprattutto perché
si ritorna, a mio avviso, parlo degli argomenti a me più cari, insomma un po' questa retrovisione che non è fine a se stessa. Dicevo, si ritorna a vedere anche l'atleta, il calciatore nella sua dimensione vera, e quella di una persona normale. Ve ne dico una per tutti: Chiarugi, che è stato un ottimo giocatore, viene ceduto dalla Fiorentina al Milan e nessuno si accorge, e lui magari anche per pudore non lo racconta, che sta male, è nata la figlia da poco, in casa non si dorme, quindi c'è quelle cose di qualunque Normale, tipo di certo. famiglia, di situazione, no? Poi si rimane sulla superficie di un giocatore che improvvisamente non segna, che è scialbo, che pare non impegnarsi, no? Quindi no, per dire come a volte anche una frase riesca a ridare un colore diverso diciamo, a un racconto, a una figura, a un personaggio, ad una storia. Poi, secondo me, Abbiamo perso l'audio. Nicola Calzaretta, che comunque ci ringraziamo. siamo? Eccoci, Ok, sì, ok, ti abbiamo sì, perso sì, per sì, un sì, secondo. Ti abbiamo perso per un secondo. Sei stato molto chiaro, Nicola, e guarda, davvero ti voglio ringraziare per essere Eccomi, sì. venuto oggi. Bene. E anche per te vale l'invito a tornare, chiaramente tribunale permettendo, perché è un avvocato e non per altro, perché non vorrei che poi si pensassero cose strane di Va Nicola. bene, grazie a anche in voi. altre situazioni. Grazie a Nicola Calzaretta, davvero Ciao. è stato un piacere, a presto. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Ivan, eccoci. Eccoci qua. E allora, ti è piaciuto un Tutto po' bene. fare questo focus sul calcio che è stato? Devo essere sincero, io quando mi Ne sono ho di aneddoti, mamma quando io mia. mi sono preparato per appunto con questo libro, perché ripeto, ho avuto l'onore e il piacere, anzi ringrazio Aldo Addis e tutta l'associazione Liberos per aver pensato a me per presentare questo incontro al Teatro di Bono con Nicola Calzaretta e dall'altra parte Moreno Torricelli, che è un altro, no, di quei giocatori, Ivan, che insomma ha fatto a suo modo la storia del calcio italiano, perché nel 92, ricordiamo, passò dalla Serie D alla Juventus di Trapattoni, non esattamente un percorso banale e comune, diciamo così, però io quando mi preparavo e leggevo questo libro, posso essere sincero, ho pensato a te e a coloro che facevano il giornalista negli anni 80, con invidia, non posso manco invidiarti, no? Capito? Negli anni 80 e 90 e primi 2000, perché voi avete vissuto un lavoro, una professione che dal mio punto di vista meravigliosa, con altri modi, cioè l'hai detto tu prima, no? Facendo la battuta del Cagliari vinceva anche se noi sapevamo la formazione, quella la dice tutta, perché ma se le partite è chiaro che adesso in questo calcio iperprofessionistico, ipertecnologico, contano i numeri, contano la preparazione, contano i dettagli, poi in realtà insomma non sono queste le cose che fanno vincere, però gli allenatori giustamente seguono i protocolli ormai in vigore. Anche a me è capitato una scena stile Galeazzi, Pisa, maggio 1990, promozione del Cagliari dalla Serie B alla Serie A, il Cagliari pareggia a Pisa, ma che è un aereo? No, sta passando la manifestazione da me. di protesta. Aspetta un attimo, mi sposto un attimo. Ok, va bene. Pisa-Cagliari finisce la partita 1-1, il Cagliari aritmeticamente promosso, al che io con un balzo passo dalla tribuna stampa alla tribuna d'onore e mi attacco a Nennino Rua, allora presidente, e finisco con lui negli spogliatoi del Cagliari. Naturalmente sono finito sotto la doccia e mi sono dovuto presentare. Mario Manca, l'allora magazziniere, mi diede una maglia d'allenamento del Cagliari, una tuta, e mi presentai in albergo perché dormimmo lì perché non facemmo in tempo a prendere l'aereo. Mi presentai in questo albergo, tra l'altro è l'albergo più prestigioso di Pisa perché era un albergo della catena Ciga, quella della Costa Smeralda, della Gaccame. Ho detto buongiorno, mi dà la 502 per favore, poi ho messo la mia roba da asciugare in camera, ma di storie ne avrei una centinaia, però quello che si è perduto è questa spontaneità che rendeva
il calcio più romantico, più bello. Noi un po' anziani siamo così, gli antichi, i tempi andati sono sempre più belli, non è esattamente così, però io credo che su certi aspetti l'avvento di internet e la proliferazione dei siti, beccati questa, in tanti aspetti della vita non ha migliorato le cose. Certo, internet è una cosa meravigliosa, viaggiamo con più facilità, abbiamo accesso a tante informazioni, però io credo che, guarda, non sono un sociologo, però l'aumento vertiginoso dei femminicidi e del bullismo a scuola, io credo sia determinato dallo strapotere dei social, perché non me lo toglie di testa nessuno. Io, oltre che aver fatto il giornalista sportivo, per moltissimi anni ho fatto tanta cronaca nera, tanta cronaca giudiziaria. I femminicidi erano rarissimi nei primi anni 90, negli anni 80 e 90. Adesso c'è un boom perché io credo che molti leoni da tastiera trasferiscano il loro finto coraggio dalla tastiera poi alla vita reale. E quindi più bullismo, più violenza sulle donne. Questo non è colpa tua, Francesco, che No, sei come in tutte le cose, anche le innovazioni, i nuovi mezzi e via dicendo vanno saputi utilizzare, perché insomma è chiaro che sicuramente avere a disposizione strumenti che ti permettono di essere molto più visibile, ecco, e di far vedere quello che tu fai quotidianamente, cioè io penso che in pochi conoscano la mia vita privata, nonostante io sia iscritto a tutti i social, quasi tutti i social esistenti su questo mondo, e vada in diretta quotidianamente. Però vedi, anche lì, cioè, è il discorso che ognuno tendenzialmente poi è questo che cambia, cioè è la capacità di utilizzare tutti i vari strumenti in maniera intelligente. Sicuramente, ecco, il fatto di aver reso tutto alla mercé di tutti, se uno è un po' debole da un certo punto di vista, o non ha neanche magari le capacità, le competenze, per mille motivi, perché ha sicuramente delle difficoltà, poi si vengono a creare, è più facile, ecco, che si vengano a creare situazioni negative di questo tipo. Però Ivan, noi ti abbiamo chiamato ovviamente per parlare di questo Cagliari, perché chiaramente, no? Cioè, questa bella vittoria di Lecce, domani partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Intanto ti chiedo proprio un commento, se ti aspettassi questa vittoria a Lecce, è andata in quel modo, cioè nel senso di un Cagliari che ha saputo incassare il colpo prendendo gol dopo 4 minuti, si è rimesso lì, tranquillo, sereno, compatto, solido, e poi è emerso alla distanza facendo un primo tempo clamoroso, perché io erano anni e anni che non vedevo un primo tempo del Cagliari così, 2 pali, il gol, occasioni e quant'altro, e poi alla fine ha legittimato la vittoria nel secondo tempo, secondo me soffrendo il giusto per dire praticamente niente. Ecco, non so se anche tu l'hai vista così la partita. Sì, hai colto l'aspetto principale, cioè subire un gol in trasferta dopo pochi minuti avrebbe potuto complicare notevolmente la vita al Cagliari. Invece il Cagliari ha reagito come se non fosse accaduto niente, ha preso campo e ha dimostrato la sua superiorità. Quindi veramente il Cagliari ha vinto perché è stato superiore, è superiore in questo momento al Lecce probabilmente, lo è anche in senso assoluto, e ha imposto a Lecce il più forte, sono più forte, gioco e vinco. Il risultato è stretto perché la vittoria è arrivata sul rigore, ma come hai ricordato tu ci sono state numerose occasioni a gol e nel finale Kiniksoi avrebbe potuto sfruttare meglio 2 ripartenze e quindi avrebbe potuto addirittura arrotondare. Ha sofferto pochissimo il Cagliari, una sola occasione che è stata quella di Tete Morente nel Tete secondo Morente. tempo. Sì, là è stata una distrazione, e su questo punto vorrei dire anche qualche cosina, però in realtà poi Lecce non ha creato niente, ha avuto un minimo di supremazia territoriale, ma stava anche nelle cose, chiaro, stai perdendo, ti butti avanti e la squadra che è in vantaggio sta un po' più prudente, è normale. Mentre ecco, qualche errorino di troppo della difesa lo sto notando, quindi
in una crescita generale della squadra il rendimento di Mina e Luperto ancora non è a livello dello scorso anno. Ho visto qualche distrazione, qualche errore di troppo anche col Parma, e quindi là vanno un po' registrate le cose. Luca? Io invece, Ivan, hai detto bene sul discorso difesa, discorso comunque dove il Cagliari attualmente è meglio rispetto al Lecce, ma viene da 2 vittorie consecutive, 2 vittorie con squadre che sono delle dirette concorrenti, perché Lecce e Parma, e abbiamo visto anche ieri un Cremonese-Parma, insomma, dove il Parma poteva assolutamente vincere. Ecco, probabilmente rispetto alle scorse stagioni, al di là dei 7 punti in 4 partite, che è un nuovo record all'era dei 3 punti, quello che si nota nel vedere il Cagliari è anche una mentalità diversa. Il fatto che con Lecce è preso il gol dopo 4 minuti, probabilmente ci sono stati tanti ricordi, ecco, il Cagliari che prende gol subito, adesso vediamo come se ne andrà a giocare. Invece è come se non avesse preso il gol. Ha iniziato male, perché il primo quarto d'ora probabilmente è un quarto d'ora, sicuramente Pisacane avrà fatto il suo discorso come è già successo in passato, però è un Cagliari che via via col passare dei minuti prendeva sempre più campo e prendeva sempre più consapevolezza sui suoi mezzi. Allora a quel punto la parità, cioè domani la Coppa Italia che comunque ha un suo valore, ci mancherebbe, ma ci sarà presumibilmente tanto turnover, ma la partita di sabato contro l'Inter arriva in un momento dove è ovvio che l'Inter è nettamente superiore, su questo non ci sono dubbi, ma che ha cambiato allenatore, che ha comunque delle situazioni particolari con difetti di condizione, infortuni, turnover. Ecco che la partita di sabato alla fine non è poi così scontata come in altri anni. È vero che l'Inter parte favorita, però c'è Se anche non un ora solo... quando? Esatto. Sì, no, non è scontata, anche perché nel calcio di scontato c'è poco, insomma, soprattutto in questa prima fase in cui abbiamo assistito a risultati sorprendenti, la Cremonese che sbanca a San Siro, l'Inter che cade in casa con l'Udinese, che comunque è una squadra piuttosto solida, che però affronta il Milan e si squaglia, quindi a giocarsela va bene. Il Cagliari non ha niente da perdere, è una frase fatta, però è la verità. Qua stiamo parlando di una delle più importanti squadre europee, l'Inter, che verrà qui per vincere. Il Cagliari però ha armi per farle male, per far male all'Inter, perché soprattutto in ripartenza il Cagliari è molto insidioso, è rapido nel rovesciare l'azione, ha giocatori di grande passo. Ecco, prendete a dopo, per esempio, in occasione del gol, del secondo gol al Parma, quando gli è arrivata la palla giusta, a dopo ha piazzato uno scatto, concluso poi col tiro che è finito sul palo per il tap-in di Felici, e lì ha lasciato inchiodato l'avversario. Quindi è Palestra, per esempio, un altro giocatore che quando punta e parte, insomma, può mettere in difficoltà anche atleti di alto livello. Quindi è una partita che dà dalle forti emozioni, secondo me, perché giocare contro le grandi squadre produce sempre tante emozioni. Però Ivan, domani c'è il Frosinone. Come la vedi? Frosinone perché? Il Frosinone è in B. Ok, ma la Coppa Italia. Vabbè. E come la vedo? Angelossi è la partita del cuore di Angelossi. E anche di Mazzitelli è capitano del Frosinone, ricordiamo. Borrelli. È strapieno di ex, certo. Borrelli. Il Cagliari giocherà per superare il turno, perché è giusto che sia così, senza naturalmente con un minimo di turnover, questo è chiaro, perché non potrà farne a meno, anche perché la Coppa serve a portare in condizioni la gran parte della rosa, perché insomma solo giocando poi i calciatori hanno una condizione accettabile, quindi non può tenere in panchina in eterno tutti quanti, deve sfruttare anche queste occasioni Pisacane per portare su di condizione la squadra. Il Cagliari è naturalmente favorito, giocherà per vincere, però sono partite che si possono anche perdere, perché la Coppa Italia ha connotazioni particolari e spesso vanno molto avanti anche squadre di categoria inferiore.
Da chi ti aspetti qualcosa in particolare dei nuovi? Perché immagino che i vari Kiriksoiz, Pedro, Rodriguez, Idrissi, insomma, ci sarà spazio per tutti loro, immagino. Sono curioso e vorrei vedere un attacco Borrelli-Kiriksoy dall'inizio. Cioè la velocità, la tecnica, la sfrontatezza di questo giocatore turco che promette bene, che però va indirizzato sui giusti binari, perché la giocata va bene se non è fine a se stessa, perché fare giocate a metà campo ha poco senso, poi il dribbling va bene, poi però deve seguire una giocata importante, dribbling, passaggio smarcante, dribbling e tiro e via discorrendo. Fare dribbling su dribbling è sbagliato. Quindi metterei la freschezza, la velocità di Kiriksoy con la potenza di Borrelli, quindi due soluzioni d'attacco notevoli per il Cagliari, perché può giocare appunto una palla alta per Borrelli oppure una palla filtrante per Kiriksoy. Mi piacerebbe vedere questa coppia qui. Quanti minuti mancano? Quanto ne vuoi? Quanto tempo? Devo Devo stare mezz'ora, stiamo pranzo. mezz'ora, guarda. Noi non abbiamo niente da fare, possiamo chiederti 1000 cose, quindi... No, perché ho un minuto per un ultimo aneddoto, me lo lascerei. Vai. Lo racconto subito? Sì, Lo sì. racconti subito. Vai. Perché era Perché non ti sempre puoi a lasciare proposito, così e Esatto. poi non racconti. scusa, perché era sempre a proposito di informazioni. Io ricordo che una volta l'allenatore Olivieri, che con Mazzone e Allegri è sul podio degli allenatori più simpatici che abbia mai avuto il Cagliari. Si giocava la domenica e sabato pomeriggio c'era la rifinitura, però c'era qualche dubbio di formazione. Olivieri scherzava perché O'Neill era rientrato tardi dalla nazionale, come fanno ancora gli sudamericani, si era presentato adducendo ritardi aerei, eccetera, eccetera. Naturalmente non era vero. Allora cosa faccio io per cercare di capire qualcosa? Io vado là, giocavo la primavera di pomeriggio in contemporanea con la seduta di rifinitura del Cagliari, vado in tribuna e durante la partita sgattaiolo dietro le tribune, mi nascondo dietro una siepe e vedo che è un escluso dalle prove del sabato che erano decisive, no? Classica pettorina, eccetera, eccetera. Benissimo, è finito, torno in tribuna per vedere la primavera, poi alla fine c'era la conferenza stampa, come si svolgeva la conferenza stampa a bordo campo, arrivava Olivieri tutto intorno, domande qui, battute, io naturalmente non volevo che il discorso cadesse su O'Neill, perché io già sapevo e non volevo che i colleghi lo sapessero, quindi facevo tutt'altre domande, la buttavo sul ridere, sulle stupidaggini, cercando di chiudere la conferenza, e arrivo al punto, a un certo punto dicevo, beh, è tardi, vado via, ciao, tutte me ne vado, sperando che nel pomeriggio verso le 4 mi squilla il cellulare ed era Olivieri e mi fa fascista di merda, diceva a tutti, comunista, diceva così a tutti, no? Molte volte in sala stampa mandava Mario Manca e diceva il mister ha detto che siete fascisti di merda, oggi non viene in conferenza stampa. Poi sbucava lui naturalmente con un sorriso, faceva sempre così, no? Te sei una merda, però io sono tuo amico e ti dimostro che sono tuo amico, infatti ti sto chiamando per dirti, lo interrompo, che O'Neill è fuori squadra per punizione. Attimo di silenzio. Te sei una merda, è una merda anche il presidente che perché era convinto che Cellino mi avesse superato, perché non era così. Ho detto, guarda Renzo, io ti giuro che non me l'ha detto il presidente e te adesso mi dici chi te l'ha detto. Ho detto, no, guarda, io non te lo dico, però perché naturalmente volevo tenermi questo sotterfugio per future. certo. Te lo dico a fine campionato, te lo dico, adesso non te lo posso dire. E poi a fine campionato gli raccontai tutto, intanto ormai purtroppo il Cagliari retrocesse quell'anno, quindi Olivieri non era destinato a rimanere, e gli raccontai, guarda, ho fatto così. Quindi noi in questo caso il presidente non c'entrava niente. Esatto. Vabbè, anche questo è Mi è piaciuto? oramai, Che bello. cose impossibili, anzi quasi da
da No, fare, vabbè, però vabbè, io il centellino pian piano, se tu giustamente, ancora, ogni infatti tanto noi me ne ti racconto. chiameremo di Esatto. continuo proprio per questo, perché ogni volta Naturalmente vogliamo sto cellino è un florilegio che non potete neanche immaginare, soprattutto basato sulla superstizione, insomma, ho visto cose che voi umani. Non l'avete mai visto. Immaginiamo. Va Tieni bene. presente che questa maglietta con Ecco. Cellino era vietato perché dava idea del viola. Beh, E qui non ti faceva entrare in conferenza. visto che siamo Infatti è nuova di raccontando, zecca perché non l'ho mai messa quando c'era. allora, visto che stiamo raccontando di aneddoti, di viola e via dicendo, io ricordo una manifestazione di protesta del Cagliari sotto la prefettura, quindi a Palazzo Reggio, Piazza Palazzo, quando tu facevi, era il periodo in cui tu eri il responsabile della comunicazione del Cagliari, no? E quindi stiamo parlando del 2013, giusto? Se non ricordo male, perché era Isa Arena, Sì. era quel periodo là. Sì, il problema è lo stadio, sì. Esatto, era la questione stadio e tutto, e quindi ci fu questa appunto manifestazione di protesta un po' di tutto il Cagliari, oltre che i tifosi, un po' della squadra, la società, sotto la prefettura. E io ricordo, eravamo con alcuni colleghi e tu eri lì, che chiaramente in base al tuo compito era quello di indirizzare, dare informazioni. A un certo punto ti squilla il telefono, sempre, non so chi fosse, dubito fosse Olivieri, però insomma ti squilla il telefono, tu ti allontani un attimo, però non troppo da noi, e quindi io avevo rigliato fondamentalmente quello che dicevi, e ce l'avevi con Allora non qualche... ti conoscevo, se no mi sarei allontanato di più. Esatto, bravo. Stiamo parlando di 12 anni fa. 2003. E tu eri al telefono con qualcuno che dicevi, cioè a un certo punto, dopo aver parlato di varie cose, dice: "Ah, comunque guarda che il tuo maglione viola ce l'hanno lì allo stadio, ce l'hanno conservato, quindi puoi passare quando vuoi per riprendertelo", perché evidentemente questa persona fatto con cui tu togliere. stavi parlando in quel momento aveva avuto l'ardire di mettersi un capo viola, e quindi eri dovuto intervenire tu praticamente per salvare la situazione. Sì, gliel'avevo fatto togliere. Questo è, se vuoi entrare no. lo devi togliere. Cioè, Là non si scherzava veramente. sì. E quindi vabbè, ci sarà sicuramente tempo Sì. e modo, caro Ivan, di raccontare altri Volentieri. numerosi aneddoti. Intanto ti ringraziamo, quindi grazie per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi. Poi ci vediamo in conferenza i prossimi giorni, per cui insomma Sì. rideremo di nuovo. Ok? Ti faremo raccontare la formazione di Pisacane, altrimenti ci nascondiamo dietro un cespuglio. esatto. A turno, possiamo fare a turno. Un giorno uno, Esatto. Così 24 ore sono coperte. Sai come quei cecchini tutti, sai, con le foglie in testa, con... Sì, Ai, 007. una cosa del genere. Va bene, Bellissimo. grazie Ivan. Ciao, Paolo. grazie a voi, Ivan. buon Ci lavoro. aggiorniamo, Grazie. buon lavoro anche a te, buon lavoro anche a Ivan Paone del Corriere dello Sport. Cioè, ovviamente quando c'è Ivan sono sempre puntate mitologiche, caro Luca. Oggi è giornata di tanti aneddoti, cioè, oggi puntata però, Marco. però possiamo fare, vedi, perché anche gli utenti l'hanno detto, fare una puntata, adesso ci ragioniamo su aneddoti, perché gli anni 80-90, insomma. Secondo me dobbiamo fare invece, facciamo una cosa diversa, invece che fare una puntata di Buongiorno 131 così banale, tra virgolette, e semplice. Organizziamo a teatro una bella serata, figa, diciamo così, sì, con sì. ospiti, aneddoti e tutto. La Serata- mandiamo in diretta streaming. serata per anni quelli che 80-90. non la- Esatto, la mandiamo in Revival. diretta streaming per chi non la può seguire, perché chiaramente magari non è a Cagliari, e quindi stiamo già lanciando assist. Se qualcuno, qualche teatro, qualcosa del genere ci vuole dare una mano per organizzare, noi siamo disponibili a preparare scaletta, cercare ospiti e tutto, perché insomma a noi chiaramente questo tipo di cose piacciono tanto, penso che piacciono poi anche a chi ci sta seguendo, per cui Ecco Gianca, ciao Gianca, ben trovato. grande Gianca, stasera ci mancherai. Perché non gioco stasera. Vabbè, Sì. la coscia.
Sì, ma anche in generale non voglio... È settimana calda questa, quindi bisogna essere sul pezzo. Quindi, Bisogna essere ahimè, lucidi. oggi Bisogna salterò essere la mia partita di lucidi. calcetto. Vabbè, Vabbè. vabbè. Quindi cambiamo l'orario di Cagliari Social Arena a questo No, punto. no, 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 quell'orario rimane Non quello. si può cambiare, anche perché poi Esatto. alle 19:15, quindi 18:15 Cagliari Social Arena, 19:15 Aperi Torres, perché domani gioca anche la Torres di Michele Pazienza, e quindi giustamente insomma bisogna parlare appunto di Torres, che sabato ha fatto 1-1 contro la Ternana in casa, Ternana di Liverani, di Ferrero, domani 18:30. Quindi Contro la Juventus 17, Under 23, esatto, vero? 17 Cagliari Frosinone di Coppa Italia, 18:30 Juventus Torres di Serie C, per cui giornate calde. E mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale di Serie D, perché giustamente insomma cosa fai? Te ne privi fin da settembre di avere i turni infrasettimanali, però insomma dai, tendenzialmente ci sarà tanto spazio e tante cose da dire. Ripeto, domani tra l'altro si parlerà di... non mi ricordo chi sono gli ospiti di domani. No, ok, mi ricordo tutto. Parla di sport in generale e poi anche di Cagliari con una chiave particolare. Non spoileriamo, ma insomma, dovete guardarci sempre. Domani ci tengo in maniera particolare. Chiusura sul discorso Nando Orsi, perché da giorni ci state tempestando di questo, sul tema. Ci sarà modo con Nando ancora di collaborare, di averlo ospite nelle nostre puntate, non in maniera magari continuativa, però sicuramente sì. Cioè è uno dei nostri auspici. Anche è un periodo un po' particolare, perché chiaramente l'avete visto, ieri era Sky per il derby, poi ci sono le coppe europee, però nel senso nei momenti un po' più scarichi anche per lui sicuramente tornerà a farci visita, specie a Cagliari Social Arena, perché di solito lunedì è un giorno un po' più comodo, ecco, rispetto magari al fine settimana, quando chiaramente gli impegni di Sky Certo. chiamano, per cui insomma questo è un po' il discorso. Non vi volevamo nascondere nulla, ecco, cioè ci manca che poi qua tra dietrologie e altro, semplicemente ci sarà occasione di essere di nuovo di avere di nuovo Nando Orsi con noi. E cos'altro volevo dire? Abbiamo detto di stasera 18:15 per i Torres, e domani di nuovo alle 10. Buongiorno 131. Direi che abbiamo detto tutto, giusto? Sì, ricordate che domani ci sarà anche il pre-post gara ovviamente di Cagliari Frosinone, quindi comunque 131 sempre presente dalla mattina alla sera, mi verrebbe da dire, quindi faremo compagnia durante tutta la giornata e quindi poi ci porteremo insomma a settimana, perché tu hai detto mercoledì, infrasettimanale, giovedì forse ci sarà la conferenza stampa. No, penso Per sarà Cagliari. venerdì. Venerdì? Cioè, Ok. perché in casa, quindi di solito l'antivigilia È vero, sulle quando è in trasferte. hai ragione, che c'è quel giorno in più, perfetto. Quindi insomma. Vedi, grande che ricordi questo. Questo fu Con il la tua mio... faccia dimenticarsi è difficile, insomma. Quella fu la mia prima vera diretta, ragazzi, non dormii 2 giorni, perché iniziò, racconta anche io il mio aneddoto in chiusura. Direi. Avevo iniziato perché era l'anno del Covid, mi trovai a fare le dirette con tutto Fantacalcio e c'era il centenario del Cagliari. Quindi un amico mi disse: ma perché non inviti 2 o 3 giocatori, visto che lo stai già facendo? Il discorso è che da 2 o 3 giocatori chiusi a 33, perché tutti i ex giocatori mi aiutarono a portare altri giocatori, quindi da una chiacchierata divenne un evento. A un certo punto avevo tanta paura, tu mi conosci, insomma a un certo punto dicevo forse ho fatto il passo più lungo della gamba, però posso dire a distanza di anni che quella fu una bella scuola, perché averne 33 con 4 ore di diretta, prima volta, attenzione, senza nessun tipo di esperienza, fu una bella carica di adrenalina. E da lì iniziò il Luca Di Leonardo 2.0. Quindi, sempre grande più bello. Marco. Sempre Grande più Marco, per bello. averlo ricordato. Sempre più bello.
No, ma non è che noi non le vogliamo portare le vecchie glorie, eh? Cioè, quante volte abbiamo chiamato le vecchie glorie e quant'altro, Luca? Il problema è riuscire a trovare la disponibilità. Cioè, adesso Esatto. possiamo dirlo, per noi ogni volta, ogni settimana cercare gli ospiti, cioè allora, ci sono degli ospiti che è abbastanza semplice riuscire a recuperare perché preferiscono magari l'orario mattutino. E invece tanti altri che la mattina hanno molte difficoltà, allenatori, cioè ex allenatori, ex giocatori, cioè, Credetemi, è un poteste lavoro nel leggere lavoro. la rubrica di Luca Di Leonardo, la rubrica per le telefonate e la chat di WhatsApp di Luca Di Leonardo, capireste che questo tipo di idee noi ce le abbiamo da agosto, da quando siamo Esatto, partiti, ce ne abbiamo esatto. stilato un lungo elenco di ospiti possibili e quant'altro. Purtroppo molti ci stanno dicendo di no perché magari è la mattina lavoro, è quello e quell'altro e Abbiamo un anno di tempo per portarli piano esatto, che piano. non è che non ci sia la nostra volontà, Sì, anzi, assolutamente. per quello che poi magari alcuni di questi li vedrete a Cagliari Social Arena, per dire, perché essendo una rubrica serale magari è più facile per loro riuscire alle 18:15 a essere disponibili. E fin qui abbiamo avuto Lucio Bernardini e qualche altro, perché magari appunto riuscivano a come orari, no? Sì, sì. Abbiamo avuto Puglieddu, Vittorio, sì, insomma. sì, sì, sì. Non è però non è facile, che non ci ragazzi. sia la nostra volontà. C'è sempre, ogni settimana c'è la puntata. Noi Sempre. li vorremmo portare anche tutti i giorni. Cioè, tanto alla fine l'elenco è talmente lungo che potresti averne uno al giorno per Sì, sì. tutto l'anno, Sì, 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 fondamentalmente. assolutamente. Però bisogna anche capire che cioè, gli orari Devono coincidere. esatto, bisogna farli coincidere tra i nostri, il loro e quant'altro. Però ecco, la nostra volontà su questo fronte c'è tutta, cioè sia chiaro questo discorso. Va bene? Assolutamente. Va bene. Direi che sono le 11:24. Molto bene. Ragazzi, Ci allora siamo. grazie. Vi aspettiamo 18:15 con Luca Di Leonardo e Daniele Chirico per Cagliari Social Arena, 19:15 Aperi Torres con Roberto Pinna e Andrea Olmeo e poi domani mattina di nuovo con il sottoscritto. Buongiorno 131, sempre alle 10 col buon LDL. Possiamo dire una cosa rapidissima sul Vai. fantacalcio? Che ho Ragazzi. sbagliato tutta la formazione quest'anno, cioè la rosa, non la formazione. È ancora Mi stanno presto, salvando- Fra. È Mi stanno ancora salvando i presto. centrocampisti per tenermi in linea ma di galleggiamento? quest'anno sono i ma già l'anno scorso sono i centrocampisti che Ma ho possono fare floppato la la differenza. difesa. Ho floppato la difesa. La difesa è Ho ancora presto. ho puntato sui big sbagliati per adesso. Ho puntato su Abbi Cambiaso, fede. Dumfries. Abbi fede. Delusione. Oh, Eh, Dumfries un gol l'ha fatto, va detto, Sì, Però- anche di Marco. Ma io penso che alla lunga usciranno fuori. Il problema qual è? Che chiaramente ci sono Siamo a col Moise cambio di Kean. allenatore. il Ecco. problema. Io ho lasciato in panchina il Gallo Belotti per Moise Kean, però ci vuole coraggio, ecco, dai, parliamoci chiaramente. Ci vuole coraggio. Io penso sempre che nel momento in cui tu fai la giocata, metto Belotti al posto di Kean, dici alla grande. Ma normalmente Tu metti se Ken tu- al posto di Belotti. certo, non c'è alcun dubbio. Poi ogni scelta è personale con ovviamente rischi e pericoli, ci mancherebbe, però io penso che sono passate appena 4 giornate dalla seconda sosta, quindi da metà ottobre dovrebbe ritornare. Poi, ragazzi, ogni anno, se fosse così semplice, vincerebbero sempre le stesse persone. E il fantacalcio è bello anche per questo, perché il calcio non è così scontato. Ha ricordato bene Ivan. L'Udinese vince in casa dell'Inter, poi perde 3-0 in casa col Milan. Sì, Poi sì. magari si scontra l'Inter Milan e vince l'Inter. Cioè è così. Il calcio è bello proprio per questo. E almeno questo, Fra, rimane, perché poi tutto il contorno è cambiato completamente, l'abbiamo ricordato prima. E quindi si fa di necessità virtù, come si suol dire. Poi con questo calcio spezzatino inizi il venerdì, il lunedì, oggi magari nel Napoli, chi giocherà tra Milinkovic, Savic e Meret? Venerdì sicuramente Milinkovic, Savic, oggi è sbucato, dovrebbe giocare Meret. Non lo so, con 4 giorni di Serie A è difficilissimo azzeccare le formazioni, lo stato di forma, può succedere qualcosa in allenamento.
Bisogna navigare a vista e andare un po' anche con quel famoso fattore C, che quello in ogni caso è sempre determinante. Tu puoi prendere chi vuoi, ma se becchi l'annata sbagliata, ciao. Se invece becchi la sorpresa, la scommessa che Retegui lo scorso anno, guarda un po', Retegui Lautaro Martinez. Retegui lo scorso anno l'avevamo pagato in pochi, 30-35 crediti, Lautaro 200. La resa, chi ha vinto il fantacalcio l'anno scorso è chi aveva Retegui. Chi non l'ha vinto è chi aveva Lautaro. È così. Ma è bello che sia così, se no sarebbe troppo facile. Sì. Vabbè, Va io bene. l'anno Chi scorso avevo Retegui, Ken e Lautaro. Tutti e tre. Infatti sono arrivato terzo. Però Lautaro, se avesse fatto quello che doveva fare, Forse arrivavo primo. Sì, può essere. probabilmente Può sì. Probabilmente Si stanno salvando i centrocampisti. sempre. Orsolini, Paz, vediamo stasera De Paz. Bruyne, O McTominay. che io non ho, però. Però a quello De livello- Bruyne comunque, diciamo che uno Politano. dei due del Napoli, Sì, vai sì. con uno del Napoli, ecco, tendenzialmente. Allora, vai c'è una regola non abbastanza scritta. tranquillo. Tra i centrocampisti devi averne almeno uno dei due del Napoli. O McTominay o De Bruyne. È così. Io quest'anno ho Poi puntato molto Orsolini- Orsolini Paz. Io a Pazzo l'anno scorso non ce l'avevo, me ne sono pentito, però avevo Pulisic, che invece quest'anno non ho. Che ha fatto Quindi- doppietta. Esatto. E E quindi- anche qui però c'erano vedi, già anche le lì, prime come vedove di logica- Pulisic. Ma Pulisic tanto. No, ma vedi anche lì com'è logica, cioè cosa fai? Vendi adesso al prossimo giro del mercato, no? Cosa fai? Magari mandi via Ken che ancora non si è sbloccato e prendi Pulisic che giochi con un centrocampista in più invece che con un attaccante in meno. Cioè Sei un super È centrocampo, dura, un 4-4-2 e però passa quei la due ti paura. devono segnare sempre e Certo. sempre. Questo ormai che non è Pulisic. Non gli rispondo, al mio socio non rispondo per pudore, quindi. Va Che bene. bello, Fanta. Va bene. Ragazzi, ci vediamo domani allora, qui a Buongiorno 131, stasera 18:15 Cagliari Social Arena, 19:15 Aperi Torres, insomma, come vedete non vi lasciamo mai da soli. Grazie a tutti coloro che ci hanno visto in diretta, grazie a coloro che ci seguiranno in replica, sia su YouTube che su Spotify in formato audio. Fateci crescere, like, iscrivetevi al canale, mettete anche su Spotify chi ce l'ha ci segua, insomma, perché sono gesti che vi costano zero tempo, zero soldi, ma per noi sono importanti per garantirci un'ulteriore crescita. Buona giornata. Ciao Fra, ciao a tutti. Ciao, Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.